Ciao raga, bentornati nel canale. Vi siete beccati la Spark, vi siete beccati la Tarmac, la Turbo Levo e adesso vi beccate anche la Stunt Jumper. Questa è la salita dove ho fatto l'intro con l'e-bike che ha la mamma là davanti. Oggi siamo con la mamma e il papà. Io sono un po' assente oggi. E perché faccio l'intro su di qua? Oggi voglio fare lo stesso giro identico dell'altra volta con la bici elettrica e andare nella discesa dei Castelli, che è il Pro Alti. Perché sempre quella? Perché è la mia discesa test. E poi voglio fare un paragone tra questa bici, quella elettrica, e la mia. Quindi andiamo là, divertiamoci e proviamo questa bici. Come l'altra volta, a fine video vi racconterò un po' questa bici, come è montata e i componenti, appunto, le sensazioni che ho avuto. Nel titolo ho scritto che è una bici d'enduro. Lo so, non è una bici d'enduro, è una bici da trail o il mountain, quello che volete. Fatto sta che è molto più vicina a una bici estremamente da discesa rispetto alla mia, quindi ecco, questo è quanto. Dai ragazzi, siete stanchi? Dai. Prima discesa prendiamo confidenza, perché non ho idea di come si comporti questa bici. Non si comporta bene. Adesso va. Ok, prime impressioni in discesa. Primo sentiero, insomma, un po' così come avete visto, mi si è chiuso davanti senza più di tanto capire perché boh, è una curva che è un po' insignificante, non ho capito. Dal secondo sentiero invece già molto meglio, è stabile e sembra che galleggi nei sassi, quindi bene. Adesso ci spostiamo su qualcosa di un po' più cattivo, in modo da provare e toglierci ogni eventuale dubbio. Siamo arrivati in questa magnifica terrazza che guarda su Arzignano, Trissino, via di là. Come al solito ci sono i castelli. Questa è la discesa test di cui vi parlavo prima. Questa discesa è molto bella secondo me, perché all'inizio è scorrevole, con qualche curva anche veloce, sfilata. Dopo arriva lo scassato, quindi hai possibilità di provare la bici in assetti diversi e quindi trovare una via di mezzo tra discese scorrevoli e discese scassate. Andiamo. Siamo sui castelli, l'ultima rampa e poi solo discesa per oggi, cioè solo discesa una, perché torniamo a casa, quindi attenzione sotto gli alberi. Via, che adesso è una discesa
quella che abbiamo fatto in su l'ultima volta con Davide in bici elettrica. Via di qua. Guardate la pressione che mettiamo al Gianni. Questo secondo me sarà particolarmente umidiccio. Traversa in staccata, però tiene, oh. Guarda. Poi se ritrovi il pedale è meglio, se no fai una gran figura del cioccolatino. Oh. Era qua a destra. Dio caro, mi sono lavato. Che lavata. Raga, anche questa volta siamo arrivati all'epilogo di questo video. Qui dietro abbiamo la signorina come l'altra volta. Ho voluto fare un video proprio molto simile a quello dell'iBike, in modo tale da riuscire comunque, chi ha l'occhio un po' più clinico, a vedere le differenze. L'impressione di questa bici in salita è meno divertente della bici elettrica, quello poco ma sicuro. In discesa più o meno siamo lì, è molto divertente, molto stabile anche questa rispetto a una bici da cross country, ma ora ve la spiego meglio. Questa è una Stunt Jumper del 2019, ma il modello a ricordi è del 2018. Come l'iBike anche questa ha delle belle gommazze grosse, pipa molto corta, quindi bisogna caricare veramente tanto l'anteriore per guidare bene, se no è molto scarico. Infatti qua, come vedete, vi ho detto prima 150, dietro 140, rapporti solito, insomma un 12 velocità. E niente, dai, qui non è molto importante il fattore trasmissione, componenti, insomma diciamo che su una bici del genere passa un po' tutto in secondo piano, in quanto una persona che decide di comprarsi questa bici, a mio avviso, vuole divertirsi in discesa e basta. Devo dire che comunque anche in pianura e in salita scorre, mi aspettavo molto meno, soprattutto con queste gomme in realtà va. E chiaramente si sente il peso, siamo sui 13-14 kg mi sembra, quindi rispetto alla mia sono 3-4 kg in più che si fanno sentire. Raga, io spero che il video vi sia piaciuto, è uscito anche un gran bel sole a farci compagnia, a scaldarci. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!